E c'è anche l'appello di Papa Francesco per l'ambiente, la cura della nostra vita e della natura, scrive Bergoglio, sono inseparabili dalla fraternità e dalla giustizia. Ignazio Ingrao. Non possiamo pretendere di essere sani in un mondo che è malato. Messaggio di Papa Francesco per la giornata dell'ambiente. Bergoglio scrive al presidente colombiano Iván Duque. Le celebrazioni si sarebbero dovute tenere a Bogotà, ma sono solo virtuali a causa della pandemia. Le ferite provocate alla nostra madre terra sono ferite che sanguinano anche in noi, scrive il pontefice. Una denuncia lanciata 5 anni fa con l'enciclica Laudato Si. Bergoglio ha indetto un anno speciale per rileggere quel documento. Occorrono nuovi stili di vita, raccomandano i vescovi italiani. Difendere l'ambiente è anche una questione educativa, spiega Francesco in un videomessaggio alla Fondazione Scholas Occurrentes. Smettiamola di voltarci dall'altra parte, scrive Bergoglio, indifferenti ai segni di un pianeta saccheggiato e violentato per la brama di guadagno e in nome del progresso. Possiamo invertire la rotta, conclude Francesco. Tutto dipende da noi, se vogliamo veramente un mondo più umano e vivibile.